Don Coluccia, un prete ormai famoso che è anche un poliziotto ad honorem. Che significa essere per lei poliziotto ad honorem? Essere impegnato sulla strada a fianco anche della polizia e soprattutto perché vivo anche sotto scorta a dare solidarietà e aiuto alle persone più fragili che hanno più bisogno e soprattutto liberare queste persone da quello che è il male, no? Come ci insegna nel Vangelo, spaccare la catena del gioco. Oggi il Vangelo di oggi parla di strada, il poliziotto e il sacerdote dove sono? In strada per il bene della gente e perché possono annunciare alla gente la libertà e farli vivere la libertà, che è il primo dono che Dio ha donato, che è il primo dono che la Costituzione sancisce. C'è una cosa che vuoi dire ai tuoi colleghi poliziotti? Sì, che prego per loro e soprattutto di essere orgogliosi dell'uniforme che indossano. Sono delle aquile e come aquile devono sempre e comunque volare. E se anche le sofferenze e le difficoltà della vita possono a volte ferire quell'ala, devono sempre e comunque sapere che esiste sempre un'ala di riserva, che è il nostro Signore Gesù Cristo, che non li abbandonerà mai.